L'emergenza inquinamento da PFAS è stata inserita immediatamente tra i lavori del Consiglio regionale di oggi a Venezia e contestualmente sono arrivate le indicazioni per la verifica sulla catena alimentare. Ho iniziato il monitoraggio per quanto riguarda gli alimenti sia di provenienza relativa alla zootecnia sia per quanto riguarda i prodotti agricoli. Nel giro di un mese e mezzo o due avremo anche questi riscontri, dopodiché avremo messo assolutamente in sicurezza tutta quanta la catena alimentare, a partire dall'acqua potabile a finire con gli alimenti che arrivano sulla tavola. Accanto alla cura e soluzione del problema c'è anche la rivalsa verso chi ha inquinato. Io credo sia arrivato il momento, visto che questi sono interferenti endocrini e potenziali cancerogeni, che vengano chiesti i danni, il risarcimento danni che hanno subito gli acquedotti, il risarcimento danni che hanno subito gli allevatori che si trovano con i pozzi che non possono più utilizzare, come con tutti i cittadini che avevano il pozzo a uso potabile che non possono più utilizzare, e dopo i potenziali rischi per la salute. Quindi è bene che succeda quello che è già accaduto in altri stati dell'Unione Europea e soprattutto negli Stati Uniti d'America, che chi inquina paga.